un veneto dopo aver saputo dai suoi che non è mai stato battezzato e vedo saputo che gira acque che in Egitto lì sul Nilo, sul fiume Nilo, i battesa la gente e decide di andare in Egitto e prenota un viaggio e parte in aereo e va in Egitto a vedere sto posto dove che ti battesa. Arriva in Egitto, allora ti vede che all'hotel lo accompagna sul fiume Nilo e lì gli mette su una tunica bianca e lo vestisce tutto di bianco, e lo onze e tutto di bianco e Sant'On anche lui vestito con una tunica bianca, anche lui con tutta la ciurma, tutti quanti che di Sant'Oni da Trio e lì lo accompagna pian pianino dentro in acqua sul Nilo per battezzarlo e arriva l'acqua fino a metà la sua panza così si ferma e lì te vede e Santon e lo ciappa paladrio con la testa così e che affranca sotto acqua. 30 secondi con la testa sotto acqua e Sant'Antonio che fa? Hai visto figliuolo? Hai visto la croce? Non ho visto niente, non ho visto. Che già la testa di nuovo e sotto acqua di nuovo. Un minuto sotto acqua, un minuto. Figliuolo, hai visto la croce? Non vedo niente, non ho visto la croce. Allora di nuovo ancora, già passato. Un minuto e mezzo era Dio morire. Io so piegasse. Figliuolo, hai visto la croce? Non ho visto niente. E già la testa di nuovo e via sotto acqua. Mi soffeghi 2 minuti e era Dio soffegasse che veniva da buttare fuori di tu 2 minuti sotto acqua. Figliuolo, hai visto la croce? Ma siamo sicuri di averla persa proprio qua?